andiamo a conoscere la terza donna laureata al mondo, una rodigina, una materia un po' particolare, ecco, e anche questo è un significato. Allora abbiamo in collegamento, docente di storia delle scienze all'Università di Padova, la professoressa Elena Canadelli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, professoressa, ci troviamo di fronte a una figura importante, una donna non tanto conosciuta, lo dobbiamo ammettere, perché magari della prima donna laureata si parla molto ed è giusto che sia, anche della seconda, ma la terza proprio sfugge un po' alla conoscenza. Allora, partiamo, conosciamo Cristina Roccati. Chi è stata, professoressa? Sì, Cristina Roccati, come diceva lei, è una figura ancora tutta da riscoprire, ma molto interessante. Nasce a Rovigo nel 1732, lo stesso anno in cui la seconda laureata al mondo, Laura Bassi, si laurea a Bologna, Sì. E morirà a Rovigo nel 1797. La sua vita però ha dei picchi di notorietà, inizia il suo successo nell'ambiente pubblico come poetessa, giovanissima, quindicenne, nell'ambiente culturale, nel milieu culturale scientifico di Rovigo, dell'Accademia dei Concordi sostanzialmente, e poi però proseguirà verso la scienza, verso la filosofia naturale, verso la fisica, iscrivendosi a Bologna. La peculiarità non è solo che è la terza donna laureata al mondo, ovviamente all'epoca erano poche eccezioni Sì. a cui era riservato questo privilegio, ma è che lei si è trasferita da Rovigo accompagnata dalla zia e dal precettore, e quindi ha frequentato anche le lezioni a Bologna, ha frequentato gli spazi occupati dagli altri studenti e quindi ha proprio vissuto la vita scientifica e sociale di Bologna e della sua università tra il 1747 e il 1751. Poi ha trascorso qualche mese a Padova per continuare la sua formazione, non all'università, perché lei a quel punto era laureata, si laurea con una grande cerimonia pubblica nel 1751, accompagnata proprio da Laura Bassi a Bologna. Continua la sua formazione, sebbene fuori dall'università, a Padova per qualche mese, quindi nell'ambiente di Giovanni Poleni, di Giulio Pontedera all'Orto Botanico, insomma tutta l'astronomo e matematico Gian Alberto Colombo, e poi deve tornare a Rovigo per dei problemi familiari, uno scandalo finanziario in cui rimane coinvolto il padre che tanto l'aveva sostenuta da giovane per intraprendere lo studio, sia prima studio erudito, studio dei classici e poi studio delle scienze, con una grande biblioteca che allestisce per la figlia a Rovigo. Ecco che allora lei deve tornare e anche se la sua vita prende una piega meno felice che nel caso dei suoi anni a Bologna e a Padova, però si dedicherà all'insegnamento della fisica all'Accademia dei Concordi praticamente per tutta la vita, e di quest'epoca abbiamo proprio i suoi manoscritti che ci ha lasciato, quindi possiamo sapere, apprendere quello che lei insegnava, dalla meccanica all'ottica di Newton, alla spiegazione delle maree. Quindi insomma, anche se non continua nei maggiori centri del sapere della sua epoca, a Rovigo porta avanti i suoi interessi, diventa anche principe dell'Accademia dei Concordi nel 1754, e ricordo che è l'unica donna ad aver ricoperto questo ruolo, oggi diremmo di presidente, di questo illustre consesso che già dal Rinascimento era a Rovigo. Quindi ecco che la sua vita si muove, per chiudere e dare un'idea, sintetizzare, tra poesia erudita, poesia d'occasione e scienza fisica sperimentale, e si muove in un momento molto vivace, dibattito sull'istruzione alle donne tra Bologna e Padova, ma poi soprattutto a Rovigo con questa sua esperienza di docente, di insegnante di fisica in Accademia dei Concordi, per cui continua ad aggiornarsi, continua a studiare e trasmette queste conoscenze. Fatto appunto abbastanza eccezionale per l'epoca, per una donna del tempo, della metà del Settecento. Certo, quindi una figura pionieristica, coraggiosa, controcorrente. Allora, professoressa, un fatto, lei appunto entra in Arcadia, come ha detto, e col nome di Anadice
Areotisiana, ecco, perché ha dovuto cambiare nome? C'è stato qualche fatto particolare? No, No. si usava Ah, nell'Accademia dell'Arcadia, ognuno aveva uno pseudonimo, ciascuno aveva un suo nome, quindi era la normalità per l'epoca in questo tipo di accademie. sì. Ecco, allora ti ricordiamo il titolo della mostra, La donna che osò studiare fisica e quindi poté anche insegnare, contrariamente a quello che era successo per Elena Cornaro, che era stato impedito. Quindi i tempi sono cambiati mano a mano, insomma, andando un po' più avanti a metà del Settecento, perché se c'era questa possibilità qualcosa cambiava anche per le donne. Sì, sì, infatti la metà del Settecento è un momento molto vivace, molto positivo, che paradossalmente poi cambierà nel corso della prima parte dell'Ottocento, quindi l'epoca, la metà del Settecento, ricordo che appunto Roccati si laurea nel 1751, Laura Bassi si laurea nel 1732, ecco che questi 20 anni e poi anche fino agli anni 60-70 è un momento molto proficuo, dove ci sono anche altre donne matematiche come Maria Gaetana Agnesi, quindi è sicuramente uno spaccato in cui Cristina Roccati non è da sola, ma dobbiamo sempre considerare che appunto erano poche le donne che si dedicavano allo studio, che entravano nelle accademie, che potevano entrare in università, non solo come studentesse, ma proprio poi come docenti. Quindi poi ricordiamo che dobbiamo spostarci dalla fine dell'Ottocento e poi specialmente nel Novecento per vedere, diciamo, entrare le donne in maniera più sistematica. Però sì, rispetto alla Piscopia Cornaro, siamo quindi nel Sì. 1678, quindi siamo ancora alla seconda parte del Seicento, le cose diciamo vanno meglio in quel frangente, ci sono più opportunità, è un momento in cui anche nella filosofia, nella scienza ci sono anche figure di amatori che sono fuori dagli ambienti più istituzionali e che si dedicano anche nei salotti alla scienza, alla filosofia, quindi è un Certo. momento molto vivace, sì. Certo, e andiamo verso il secolo dei lumi, illuminismo, 1685, 1800 circa, quindi insomma cambia anche un certo modo di pensiero, di approccio appunto nei confronti della donna, del ruolo della donna nella società. Professoressa, allora abbiamo anche un Matteo Massagrande, questo maestro d'arte, che ce ne fa un ritratto. Ecco, che ritratto è venuto fuori appunto da Matteo Massagrande? Beh, è un ritratto molto iconico che non a caso è stato anche scelto per la locandina della mostra a Sì. Palazzo Roncalli a Rovigo e che è un ritratto che punta, poi i visitatori e le visitatrici lo vedranno perché è in mostra, che punta su un immaginarsi questa giovane Cristina Roccati, perché appunto il momento più vivace, più interessante nella vita di questa donna è quando è ragazza, tra i 15 e i 22 anni, e quindi è un ritratto di una donna giovane con dei grandi occhi che guarda con speranza al futuro e al suo presente. Io vedo questo, nel quadro di Matteo Massagrande, perché dobbiamo ricordare che abbiamo solo una piccola incisione di lei, di Cristina Roccati, realizzata nel 1751 in occasione della sua laurea, e però poi quando muore nel 1797 non c'è l'occasione, perché cade pochi mesi dopo la sua morte anche la Repubblica di Venezia, Sì, probabilmente sì. anche questo è stato, diciamo, un deterrente, quindi l'Accademia dei Concordi non fa realizzare un suo ritratto, che abbiamo invece di altri protagonisti, e quindi andiamo a colmare con questo ritratto ispirato anche allo studio che Massagrande ha fatto di alcuni ricordi, ma che la immagina appunto come una giovane che si prende il suo futuro, ecco. Certo. Poi allora abbiamo anche un'altra novità, almeno l'Agenzia Spaziale Europea le ha intitolato uno dei telescopi europei, quindi insomma oltre la mostra abbiamo anche un altro riconoscimento. Sì, questo è un bel riconoscimento che lega anche come facciamo in mostra, la figura di Cristina Roccati, che è una figura, come ho cercato di spiegare, che si colloca alla metà del Settecento, Sì. in quelle atmosfere, anche in quell'interesse per la fisica e per Newton, ma anche con il tema, che è l'altra colonna un po' della mostra, di sensibilizzare sul tema donne e scienza e anche della ricerca contemporanea. Quindi insomma, cosa è rimasto di Cristina Roccati? Il fatto che le sia stato dedicato uno dei telescopi che andranno in orbita appunto in questo
progetto Plato alla ricerca dei pianeti simili alla Terra, stelle simili al Sole, proprio dell'ESA, come diceva giustamente lei. È molto importante anche da parte della comunità scientifica, e qui bisogna ringraziare Roberto Ragazzoni che ha partecipato al progetto di costruzione dei telescopi, che è oggi a capo dell'INAF, di dedicare anche a figure femminili questo tipo di cose, perché appunto se ne parla, si torna a parlare anche per riconoscere il ruolo che lei ha avuto. Quindi la proiettiamo nello spazio, nel futuro, con questa dedica. Il modello 3D di questo telescopio con la stampa 3D lo esponiamo anche in una sala della mostra, proprio a significare questo passaggio. Certo, importante insomma questa donna coraggiosa, perché la materia non era così frequente per le donne. Siamo a Palazzo Roncale, la mostra, ripetiamo il titolo, La donna che osò studiare fisica, ed è aperta fino al 26 aprile 2025, quindi abbiamo tutto il tempo, professoressa, per venire a vedere questa mostra. Sì, ed è ingresso gratuito perché Fondazione Cariparo su questo tipo di mostre ci tiene, quindi questa mostra Cristina Roccati, La donna che osò studiare fisica, è a ingresso gratuito a Palazzo Roncale, e quindi insomma vi invitiamo a venire a visitarla. Certo, e all'epoca si studiava fisica e filosofia, mi pare, materie unite, no? Giusto? Era così un po'... Sì, era filosofia naturale, poi lei insegna proprio, anche se si va a vedere nei registri dell'Accademia dei Concordi, c'è scritto insegnante di fisica, quello che si studiava, in cui ci si laureava poi, in università come Bologna, a quell'epoca era filosofia della natura, fisica, però ecco, dobbiamo pensare che non era la fisica di oggi. Certo. Bene, allora conosciamo appunto Cristina Roccati, ne ha diritto, è arrivato il momento insomma di rendere appunto nota la sua figura, il suo percorso, il suo coraggio, perché appunto ha avuto anche molto coraggio, e quindi andiamo a vedere la mostra. Allora, professoressa, noi la ringraziamo tantissimo, so che insomma sono giorni appunto di grande impegno, perché siamo alle porte appunto della inaugurazione, e ci sentiremo per altre occasioni. Intanto grazie e complimenti, perché veramente questa mostra è importante. Bene. Grazie a voi, a presto. Alla prossima. Grazie professoressa, arrivederci. Grazie.